in collaborazione con In questa puntata parleremo naturalmente dell'impatto dell'emergenza coronavirus sul mondo agricolo attraverso diverse testimonianze di associazioni di categoria ma anche di imprese del mondo produttivo. E poi, visto che abbiamo tanto tempo da trascorrere in casa, alcune idee golose con le nostre video ricette per preparare piatti che ci facciano ritrovare anche il buon umore. Due ragazze, 18 e 19 anni, che hanno deciso di intraprendere l'attività di allevatrice. Parleremo di questo in un'azienda nel Parmense a Montecherugolo. Con i frutti della terra resta a casa ma continua a farvi compagnia. In questo siamo naturalmente facilitati dalle tecnologie che ci stanno consentendo in questi giorni di emergenza coronavirus di continuare a ricevere testimonianze e videomessaggi da parte del mondo agricolo, dalle associazioni di categoria, alle imprese, ai singoli produttori che ci stanno raccontando come stanno vivendo questi giorni molto difficili e anche quali sono alcune misure necessarie per sostenere il comparto. Ma continuerete a vedere anche altri servizi, alcuni li avevamo registrati prima dell'emergenza, altri invece li stiamo continuando a realizzare in questi giorni ma rigorosamente all'interno delle nostre case, e ci riferiamo in particolare alle video ricette, che sono senz'altro uno spunto molto interessante magari per trascorrere questo tempo all'interno delle mura domestiche e farlo anche concedendosi qualche gusto in più, qualche sfizio gastronomico in più, e allora avrete tante idee proprio per metterle in pratica. Per iniziare però, dopo che nelle scorse settimane avevamo fatto il punto sull'emergenza coronavirus e in particolare sulle ricadute per il comparto agricolo dell'Emilia Romagna, in questa puntata andiamo a vedere cosa sta accadendo in un'altra delle regioni più colpite, il Veneto, e lo facciamo collegandoci con Gianmichele Passarini, presidente di CIA Agricoltori Italiani Veneto. Questa è una situazione nuova, una situazione dove nessuno di noi era preparato, nessuno di noi l'aveva mai vissuta, e quindi noi come CIA Agricoltori Italiani siamo in sintonia totale con quelle che sono le istituzioni. Le cose da fare innanzitutto è quella dell'arginare il virus, quindi ci sono due livelli: il livello che è quello delle decisioni dell'Istituto Superiore della Sanità, sul quale noi poco possiamo dire perché si tratta solo di attuare i protocolli e di arginare il più possibile attraverso la biosicurezza, attraverso il divieto dei contatti, attraverso il rispetto delle norme igienico-sanitarie, quello che è la trasmissione del virus. L'altra questione nella quale invece noi siamo impegnati è tutta la questione dei danni economici. Come avevamo purtroppo previsto, oggi la questione si estende su tutto il livello nazionale. Non si tratta più di determinate zone, ma si tratta proprio di veri danni all'intero comparto del sistema Italia. Particolarmente il Veneto, perché il Veneto di questo comparto ne è una cosiddetta locomotiva, assieme all'Emilia Romagna, alla Lombardia e al Piemonte. Il primo settore che è entrato in crisi è stato quello sicuramente agrituristico. Pensiamo alle nostre aziende che erano all'interno di Vaux, e via via poi allargandosi la zona di delimitazione e tutte le altre, soprattutto nella fase di ristorazione e nella fase di alloggio, e anche nella parte di multifunzionalità di queste aziende, quindi le fattorie didattiche, le fattorie sociali, con le scuole chiuse. In ripercussione c'è stata l'assenza di persone che andassero all'interno di queste aziende. Dopo via via, man mano, abbiamo cominciato a sentire anche gli effetti su altri settori. Penso ad esempio al vitivinicolo, penso al sistema nostro veneto, al prosecco, all'amarone, grandi vini che sostanzialmente fanno
hanno il loro budget sulle esportazioni, perché più della metà del vino, se non qualche cifra superiore, attorno al 60-70% va all'estero. Con questo blocco, con questa situazione ove gli altri paesi europei, che fino ad oggi sembravano immuni da questa sciagura, bloccavano, non volevano più i nostri prodotti. Quindi abbiamo cominciato ad avere sofferenze anche dal punto di vista delle speculazioni che c'erano, soprattutto in merito al fatto che si chiedevano queste fantomatiche certificazioni coronavirus free che erano a dir poco fuori legge. Quindi noi, come associazione di categoria, come CI Agricoltori Italiani, abbiamo subito, immediatamente, al tavolo verde regionale posto queste questioni. Abbiamo chiesto che fossero prese misure che andassero oltre le zone rosse, quindi che fosse messo in piedi un piano straordinario nazionale nel quale ci fossero stanziate delle risorse per venire incontro a quelle che le esigenze delle aziende agricole. Altre misure poi nei documenti che abbiamo presentato sono state quelle la richiesta di sospensione dei mutui, sospensione degli oneri sociali, sospensione dei pagamenti INPS, l'istituzione dei voucher, perché poi a caduta è arrivato anche il problema della manodopera. La manodopera estera non veniva più fatta venire in Italia a lavorare, quindi si aveva tutto il problema delle potature, delle rigradature nella frutta. E lì abbiamo chiesto appunto alla Regione Veneto che facesse pressione in conferenza Stato-Regione affinché sbloccassero i voucher che ci permettessero quantomeno di far lavorare i nostri pensionati, gli studenti, i familiari. Oggi cosa stiamo registrando? Oltre alla problematica, abbiamo detto, degli agriturismi, del vino, degli approvvigionamenti, della logistica, quindi anche degli spostamenti, della garanzia, del garantire ai nostri allevamenti l'approvvigionamento di materie prime, il ritiro del latte. Oggi stiamo avendo problemi anche su quello che è il settore lattiero-caseario, un settore, come ho saputo, d'eccellenza, soprattutto quello veneto, con i formaggi duri, grana, ma anche con i formaggi teneri, con i formaggi freschi. Chiaro che venendo meno quello che è la ristorazione, venendo meno quelle che sono le mense, tutta quella parte di latte destinata al fresco oggi si viene a riversare sul mercato italiano, un mercato italiano che è fortemente condizionato dalle importazioni di latte tedesco e polacco a prezzi stracciati. Quindi ci siamo attivati immediatamente presso il Ministero con un documento chiedendo che quantomeno le grandi distribuzioni, e quindi qui un appello anche a senso di responsabilità abbiamo fatto attraverso delle lettere mandate ai presidenti delle grandi distribuzioni, ai presidenti delle associazioni di commercio, richiamandole il senso di responsabilità, un senso di amor proprio verso la patria, verso i propri concittadini in un momento grave come questo. Abbiamo chiesto che venissero invalidati i contratti con l'estero di importazione del latte per causa di forza maggiore, e abbiamo fortemente chiesto che ci fosse un'azione anche di promozione di quello che è il prodotto made in Italy, del prodotto italiano, perché per assurdo oggi il made in Italy, che fino a un mese fa era un plus nel mondo, oggi è paradossalmente diventato un problema proprio per tutta questa questione del coronavirus. Restiamo in Veneto, lo facciamo tornando a parlare di uno dei prodotti più rappresentativi del territorio, il radicchio rosso tardivo. Nelle scorse puntate lo avevamo visto durante la fase di lavorazione, in particolare la fase di imbianchimento. Praticamente l'ortaggio viene messo in acqua per 15-20 giorni nelle acque risorgive con ancora le sue radici, e lì ha una nuova vita praticamente, da cui nasce poi, diciamo, il frutto, l'interno del radicchio rosso tardivo, che è poi la parte caratteristica e quella che lo contraddistingue e ne determina anche proprio la sua specificità e il suo pregio. Avevamo accennato anche all'importanza che questo ortaggio ha in cucina, molto apprezzato dagli chef, molto versatile, croccante, un gusto amarognolo più delicato delle altre varietà di radicchio. E allora in questa puntata andiamo a vedere proprio una ricetta con il radicchio rosso tardivo. Lo facciamo collegandoci con Francesco Benetton, chef del ristorante I Savi a Peseggia, in provincia di Venezia.
Oggi andiamo a presentare la trota affumicata salmonata del Sile, accompagnata dal radicchio marinato, dell'asiago mezzano e della misticanza. Spendo due parole un attimo sulla trota, che è un nostro fiore all'occhiello del territorio, è allevata all'interno del Parco Naturalistico del Sile, quindi un'oasi protetta. La sua caratteristica è di avere una carne dolce, saporita e soprattutto non ha retrogusto né erbaceo né di fango, perché viene allevata su ciottoli, quindi senza la presenza di alghe ha un nutrimento non erbaceo. Bene, andiamo a presentare subito la nostra ricetta. Partiamo con fare del carpaccio la nostra trota, quindi aiutandoci con una coltellina apposita. Andremo a fare delle fettine molto sottili che poi andremo ad adagiare sul piatto e a comporre il nostro piatto. La caratteristica di questa trota è di avere questo bel colore comunque arancione, avere un gusto molto dolce e la fumicatura è leggermente pronunciata, quindi non è una fumicatura molto invasiva all'interno del piatto. Non ci sarà l'utilizzo del sale in questo piatto, perché poi lo ritroveremo all'interno del nostro asiago mezzano ed è appunto della nostra trota. Andiamo a condire con un filo d'olio extravergine la nostra misticanza, composta da piccole spinacine, delle piccole biete, dell'insalatina novella e della rucola selvatica, e andremo a fare da letto, diciamo, alla nostra trota. Cosa ci serve? Ci serve per avere un po' di croccantezza, diciamo, quando lo andiamo a masticare, e troveremo un po' di freschezza e soprattutto ci aiuterà ad alzarci un po' sul piatto. Ora si dà molta importanza anche all'estetica del piatto, quindi dobbiamo stare attenti anche a livello ristorativo quando si va a comporre un piatto. Bene, abbiamo le nostre, diciamo, petali di trota, li andiamo a comporre sul piatto. Questo qua si tratta comunque di un antipasto, quindi non deve essere un piatto troppo abbondante, perché altrimenti poi ci va a compromettere quello che è poi il nostro, diciamo, il nostro percorso gastronomico. Ecco, una volta adagiate i nostri petali, andiamo a mettere il radicchio marinato. Radicchio marinato fatto come? Fatto sobbollire per qualche minuto in una base acetica, quindi stessa parità di acqua e stessa parità di aceto. Si predilige di usare un aceto di mele perché è meno forte, rilascia dolcezza e quindi è anche meno aggressivo quando lo si va a mangiare. Come funziona? Si fa sobbollire acqua e aceto per qualche minuto, appunto, il nostro radicchio già pulito, mondato e tagliato, lo si adagia su un telo di stoffa in maniera tale da far asciugare tutto quanto la verdura dal liquido, ok? E una volta freddo lo si mette dentro sui vasetti, lo si copre con dell'olio di girasole e lo si fa praticamente pastorizzare per circa una ventina di minuti, un po' come funziona per quando si fa la conserva in casa. Ecco, ritornando al nostro piatto che l'abbiamo composto, abbiamo messo i nostri petali appunto di asiago mezzano, il nostro radicchio, e abbiamo finito con un filino d'olio extravergine d'oliva. Il piatto è finito e vi auguro buon appetito.